Eccoci qui in compagnia dell'assessore regionale Salvatore Barbagallo e con il quale facciamo una bellissima passeggiata tra le tante iniziative meravigliose che ci sono nella nostra regione e che noi vi stiamo raccontando attraverso questa trasmissione. Assessore, intanto grazie per aver accettato questo invito. Grazie a lei. Io sono molto contento in questo periodo perché davvero girando la Sicilia con la troupe di Isola Verde stiamo scoprendo, come le dicevo, delle isole di eccellenza vera e propria e capiamo che nella maggior parte dei casi sono dovute a questi fondi PSR che sono un sostegno vero, reale per tutti quei siciliani che decidono di investire in questa terra. Sì, il piano di sviluppo rurale è un piano per sviluppare la Sicilia, l'agricoltura siciliana. Non è un piano di assistenza, ma vuole essere un insieme di misure finalizzate a rendere le aziende più funzionali, più efficienti e che possano conseguire un reddito più elevato. E quindi ci sono diverse linee di sviluppo, una linea che riguarda il sostegno alle produzioni, ma ci sono importanti linee che riguardano gli investimenti, cioè cercare di strutturare meglio le aziende. Quindi mi riferisco alla realizzazione di capannoni, di serre, alla strutturazione sotto il profilo dell'approvvigionamento idrico, che è un tema molto importante. Sono usciti dei bandi per cui gli agricoltori si potranno dotare di serbatoi di accumulo, di impianti di desalinizzazione e tutto questo grazie appunto al piano di sviluppo rurale. Ma ricordiamo anche l'inserimento dei giovani. Una linea particolare riguarda l'insediamento dei giovani imprenditori agricoli e dobbiamo guardare all'agricoltura anche in prospettiva e quindi cercando di inserire giovani che possono anche conseguire una migliore qualificazione per portare avanti le aziende e quindi per introdurre anche innovazione tecnologica importante per lo sviluppo dell'agricoltura siciliana. Nelle famiglie siciliane la prima generazione costruisce, la seconda mantiene, la terza sogna. E oggi a Scicli con Isola Verde vi raccontiamo il sogno di due fratelli siciliani, Francesco e Alessandro Guarino, che grazie alla loro passione sono riusciti a mettere su la più grande, innovativa e moderna azienda florovivaistica di tutto il sud Italia. Vi racconteremo come hanno fatto. Benvenuti da Flor Guarino. Questo sogno dei fratelli Guarino al quale ho fatto riferimento ce lo facciamo raccontare proprio da lui, da Francesco. Ciao Francesco. Ciao, grazie per averci aperto le porte della tua azienda. Noi stiamo molto bene, mi verrebbe da dire, visto il posto nel quale ci troviamo, e chi sono io? Babbo Natale? No, Babbo Natale in realtà è lui e questo è un sogno che comincia praticamente 20 anni fa, no? Sì, 2006 progettiamo questo primo blocco dove ci troviamo. Nel 2007 cominciamo a costruire, grazie anche ai contributi della regione Sicilia, e attingiamo sicuramente anche a tecnologie che in quel momento e probabilmente anche adesso non erano presenti diciamo, nel mercato siciliano. È una delle chiavi di volta del successo, delle chiavi di volta del successo della vostra azienda. Sì, perché abbiamo girato parecchio prima di fare questa azienda, siamo andati in Olanda, siamo andati in Nord Europa. Infatti l'azienda è un'azienda dove si coltivano sere di Natale come in tanti altri posti, però in realtà se poi diamo un'occhiata vediamo che non c'è terra, certo, se non all'interno dei vasi, non c'è un tubo, quindi è un miracolo, allora è un miracolo, quello che noi stiamo vedendo è un miracolo, non c'è terra, non c'è tubo. Come si fa a fare piante così belle? Si fa perché appunto ad esempio questo sistema di irrigazione, un sistema di irrigazione chiamato volgarmente floating system, diciamo in termini tecnici, volgarmente flusso e riflusso. Ho capito che è molto importante il ruolo che hanno avuto i fondi regionali per rendere tutto questo così bello, così com'è. Allora, senza i fondi regionali
tradizionali non avremmo fatto tutto questo. Noi abbiamo usufruito di 2 grossi finanziamenti, uno nel 2007 e l'altro nel 2020 e devo dire che la Regione da questo punto di vista è veramente tanto collaborativa. Grazie veramente, Grazie grazie per averci grazie. ospitato. È bello raccontare queste storie, no? Perché poi dico sempre, il buon esempio fa venire la voglia di fare le cose bene. In questo caso, grazie ai fratelli Guerino, abbiamo un esempio veramente ottimo di imprenditoria siciliana in un campo tra l'altro veramente molto bello e molto attrattivo. Questi sono i racconti di Isola Verde che continua su Antenna Sicilia e Telecolor. Proprio nel cuore della Valle del Belice oggi comincia il racconto di Isola Verde e vi racconto la storia di una famiglia di 4 giovanissimi fratelli e vi presento immediatamente Carolina Lala. Carolina, benvenuta a Isola Verde. Grazie, benvenuti a voi. Tutto ebbe inizio con i nostri nonni che si occupavano dell'allevamento di bestiame sia bovini che ovini e della coltivazione appunto di seminativi e da lì appunto nel 2011 grazie al PSR Sicilia abbiamo deciso appunto di rinnovare la nostra azienda. Questa magnifica famiglia siciliana non finisce di stupirci e ora incontro Nicoletta. Ciao Nicoletta, anzi Salve. dottoressa, perché Nicoletta è in buona sostanza l'agronomo dell'azienda e la incontriamo proprio qui al pascolo. Senti, mi piace anche dire che voi siete state tra le prime aziende siciliane ad avere la certificazione biologica. Da più di 20 anni voi siete un'azienda biologica e questo, come io dico sempre, è una garanzia di qualità per il consumatore finale, ma è una garanzia per il luogo dove viviamo. Assolutamente sì, perché la tutela del nostro paesaggio, dell'ambiente in cui ci troviamo è la prima garanzia per il consumatore finale. Grazie Nicoletta, ti lasciamo al tuo lavoro e io ho ancora tante sorprese da mostrarvi all'interno di questa puntata di Isola Verde, la Sicilia che produce, la Sicilia questa che ci fa innamorare. La famiglia di Natale è arrivata alla 3ª generazione e pensate, da 3 generazioni si prende cura dei pomodori, degli straordinari pomodori siciliani. Lui è Vincenzo Di Natale. Ciao Vincenzo, grazie per averci aperto le porte della vostra azienda e di questa serra che, devo dire, racconta tanto di questa famiglia che da tanti anni investe in Sicilia. Probabilmente Vincenzo, tu sei molto giovane, tua sorella pure, e sarebbe stato più facile a un certo punto preferire fare altro, no? Lasciare la Sicilia. Invece voi appartenete a quel novero di giovani che a me piace tanto raccontare, di chi vuole fare qualcosa in Sicilia, per la Sicilia e per i siciliani. Esatto Ruggero, noi siamo emigrati e siamo ritornati perché io ho studiato a Milano, ho fatto l'università a Milano, poi ho fatto un'esperienza a Londra, poi la terra di nuovo ci ha richiamato e quindi siamo di nuovo tornati a casa. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a un bando della regione, creare quello che stai vedendo qui attorno e quindi ci ha dato la possibilità di rimanere nella nostra terra e mettere le radici salde sul terreno. E parliamo di chi non solo coltiva i pomodori, ma ha pensato di coltivare i pomodori nickel free, quindi senza il nickel, grazie all'impollinazione dei bombi, ma soprattutto con questo tipo di coltivazione che già è facilmente visibile, che è fuori terra. Questo permette di risparmiare tanta acqua, ma non solo, Vincenzo. Esatto, non solo, questo ci garantisce, ci dà la possibilità, come dicevi tu, di fare un prodotto nickel free e di standardizzare la produzione, cioè il pomodoro che tu vedi in questo filare sarà uguale all'ultimo filare della serra. Questo ci dà la possibilità di controllare, come dicevi tu, le irrigazioni, riduciamo il consumo di acqua e ci permette di stressare le piante al punto giusto per ottenere il gusto che tra un po' ti farò provare. Senti, mi dicono che il vostro pomodoro è un pomodoro di altissima qualità e per questo conquista i mercati non solo siciliani, non solo italiani, ma anche esteri. Esatto, sì. Il nostro prodotto, oltre che i mercati del nord Italia, quindi poi che vanno a servire i clienti dell'ortofrutta, piccoli boutique della frutta e supermercati, arriva anche sia in Inghilterra che in Svizzera.
Noi siamo in un luogo geograficamente molto particolare, perché qui due mari in realtà si incontrano, il Mar Ionio da una parte, il mare di Sicilia dall'altro, e una cosa che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi irrigate il vostro pomodoro con l'acqua salmastra. Qui le falde da cui noi attingiamo le nostre acque sono principalmente salate. Adesso il problema sta diventando un pochino eccessivo, però noi riusciamo, bilanciando le irrigazioni, le quantità dell'acqua e i tempi di irrigazione, a irrigare con l'acqua salata, che ci permette di ottenere un prodotto di altissima qualità con un alto grado zuccherino e un aroma inconfondibile. Roberto, oggi stiamo parlando di limoni e siamo proprio nel cuore della lavorazione, per questo sentite questo rumore di fondo, che è un rumore che profuma di lavoro, di fatica e anche di grande qualità. I limoni arrivano qui, da quella parte, e immediatamente vengono lavati. Arrivano dalla campagna, direttamente vengono scaricati in magazzino dopo la raccolta, passano dal lavaggio, dall'asciugatura, dalla selezione tutta che viene a mano, poi passa da una calibratrice che divide i calibri, le misure del limone in base ai clienti. Quindi intanto la prima selezione è una selezione manuale. A mano, tutta a abbiamo occhio visto umano. Poi abbiamo gli operai che scartano e poi portano invece alla calibratrice. a una calibratrice che anche questa fa una selezione, quindi la seconda la mette di lato per lo scarto per l'industria, e invece poi divide la dimensione del frutto per i diversi clienti. Ci sono clienti che vogliono una pezzatura più grossa, o invece clienti che si accontentano di una misura più media. E anche quella parte di frutto che viene scartata per questo genere di produzione viene comunque riutilizzata per l'industria. Qua non si butta nulla, più del 90% è biologico. Il limone che non è buono per finire sulle nostre tavole è un limone che diventa frutta candita, diventa olio essenziale. L'unico problema è la buccia, cioè il limone non buono è quello perché ha la buccia un po' rovinata, e poi viene utilizzato da noi sempre in industria per fare gli oli essenziali, per fare i succhi, per fare i canditi, le bucce, le scorze. Non si butta niente come il maiale. Insomma, bravi veramente gli amici campisi. Roberto, grazie per il tempo che ci hai dedicato oggi. Questo è il racconto che noi vi facciamo a Isola Verde, no? Il racconto di un frutto siciliano che è ambasciatore della Sicilia in tutto il mondo e che grazie a imprenditori competenti, appassionati, che hanno tanta voglia di sacrificarsi, riesce a raccontare la Sicilia meravigliosa, che è la Sicilia che noi vi raccontiamo qui a Isola Verde. Pronto a raccontarvi un'altra magnifica storia siciliana, la storia di un ritorno. Vi racconto la storia di Sabrina Novara. Pensate, la vita e il lavoro la porta lontano dalla Sicilia, ma il suo grande sogno era quello di poter fare qualcosa di eccellente per i ragazzi siciliani, proprio qui, in questo luogo, sui terreni che il padre aveva pensato di dare a lei e alla sua famiglia. Ebbene, da un po' di tempo a questa parte è arrivata qui una straordinaria fattoria sociale, che è anche modo e sistema di inclusione per tanti ragazzi siciliani. Tra pochissimo vi presento lei, Sabrina Novara. Eccola qui, è proprio lei, la nostra amica Sabrina, che è l'artefice di questo luogo straordinario che oggi vogliamo raccontarvi. E dicevo, Sabrina, intanto benvenuta a Isola Verde, grazie per averci aperto le porte di questa bellissima fattoria sociale. La tua è la storia di un ritorno, perché a un certo punto la tua vita, la ricerca del lavoro ti porta lontano dalla Sicilia. Sarebbe stato più facile restare lì, rimanere lì, e invece no, tu avevi in testa il pallino di tornare e fare qualcosa per i siciliani. Cosa è successo? Allora, in pratica le vicissitudini della vita mi hanno portato fuori, ma non volevo abbandonare le mie radici. Con i fondi del PSR sono riuscita a sistemare il fabbricato e costruire un laboratorio di cucina e uno degli spazi interni dove praticare attività di agricoltura sociale. Ma il nostro progetto non si ferma soltanto qua, ma mi sono pure specializzata negli interventi assistiti con gli animali. Sono infatti coautore dell'asino, responsabile di progetto e referente di intervento, proprio per avvicinare i ragazzi con disabilità al mondo dell'agricoltura, sociale, al mondo degli interventi assistiti con gli animali. Ma che meraviglia, questa è veramente una storia di grande virtù siciliana, in questo caso della nostra amica. Senti, voi lavorate moltissimo con le cooperative e quindi questo è un esempio veramente virtuoso di inclusione sociale a 360 gradi. Sì, infatti il nostro progetto è appunto questo, fare una rete in modo tale da coinvolgere questi ragazzi
e avvicinarli nelle nostre attività che svolgiamo quotidianamente. Quanti animali avete qui? Allora, qua abbiamo pochi animali, nel senso che sono gli animali che sono abituati al contatto con le persone. Quindi capisco gli asinelli. Abbiamo gli asinelli, le caprette girgendane, caprette tibetane, pavoni, fagiani, galline ovaiole, galline con cincine. Ah, la faccia dei pochi, avete capito? Ecco. Pure anatre e conigli. Sono pochi animali per noi, però sono animali che danno il cuore, Certo, che bello. animali che stanno a contatto con le persone. La Sicilia che produce ci porta oggi a raccontare un'altra meravigliosa storia di eccellenze tutte siciliane. Ci troviamo al Baglio San Nicolò, una meravigliosa struttura recettiva della nostra terra ad appena 5 chilometri da Naro, dalla fulgentissima Naro. E anche qui è la storia di una grande famiglia siciliana. Pensate, era il 1923 quando il bisnonno dell'attuale proprietario Santo Schembri acquista questo luogo straordinario, questo Baglio. E appunto anticamente il Baglio testimoniava anche la vivacità della vita contadina del luogo. Baglio che arriva dal latino vallum fortezza piuttosto che dall'arabo. In ogni caso attorno al Baglio c'era la vita contadina, la quotidianità contadina di una comunità. Oggi è stato ristrutturato, è stato restituito alla gente, ai turisti che in questo luogo hanno davvero modo di godere una Sicilia veramente formidabile. Quando decidete voi di ristrutturarlo e di farlo diventare quello che è oggi? Beh, come ti dicevo prima, nel 2005 nasce l'idea proprio di far diventare la masseria un agriturismo. Come, in che dimensione i sostegni dell'Europa, i sostegni della regione vi hanno aiutato? Beh, se devo essere obiettivo, sono stati fondamentali nel nostro percorso di crescita, ma anche inizialmente. Devo dire, quando abbiamo ristrutturato il corpo centrale, abbiamo deciso di farlo diventare un agriturismo, in quel caso noi usufruimmo di un contributo in conto capitale al 50% per la realizzazione, la ristrutturazione e quant'altro. E poi pian piano, come dicevo prima, man mano che mi rendevo conto di quelle che erano le esigenze del mercato, nel frattempo uscivano i bandi e i bandi mi davano la possibilità di realizzare tutto quello che vedete, per cui sono stati fondamentali nell'aiutarci ad investire in questo settore. Così come in realtà i bandi, i fondi comunitari sono utili anche in agricoltura, perché anche nel settore agricolo siamo riusciti a fare tanto grazie ai fondi della Comunità Europea. Grazie infinite. Grazie quando a te, è stato i risultati un piacere. sono questi, devo dirvi che poi alla fine davvero dobbiamo essere grati a imprenditori come lui e come tutti quelli che decidono di investire in questa terra. Il racconto della Sicilia che produce continua, Isola Verde continua a girare per le 9 province siciliane a raccontare le nostre grandi eccellenze. Allora, che ingredienti stiamo mettendo in questa pizza? Buongiorno a tutti, sono Daniele Mezzasalma, pizzaiolo e ho frequentato l'istituto alberghiero. Queste sono delle pizze che il comune mi ha indicato per valorizzare degli ingredienti come la zucchina e il pecorino comisano. Ovviamente anche l'impasto realizzato con grani antichi, con una maturazione di 48 ore e realizzato con un prefermento, ovvero una biga. C'è un impasto realizzato in 2 fasi. Allora, ecco le 3 pizze. Abbiamo questa qua che è base crema di zucchina, fior di latte, guanciale croccante e poi all'uscita mettiamo scaglie di pecorino comisano e basilico. Mentre queste abbiamo una base di fior di latte e zucchine grigliate e chips di zucchine fritte, acciughe e basilico e olio. Questa che stavo facendo è crema di zucchine, fior di latte e ricotta, poi abbiamo salsiccia chiaramontana e timo e che ovviamente il pecorino comisano. Sono con la professoressa Valentina Russo Forcina che si occupa di pasticceria e io qua vedo colori, immagino gusti meravigliosi. Allora,
professoressa. Buongiorno a tutti, io rappresento ovviamente la parte della pasticceria, quanto sono la docente di pasticceria della nostra scuola. Tutti i prodotti che vedete qui realizzati oggi sono stati preparati dai nostri alunni che cercano di utilizzare quelli che sono i prodotti della nostra azienda agraria, quindi abbiamo una filiera corta dal produttore sostanzialmente al consumatore. Molte delle paste insomma che voi vedete sono dei prodotti tipici del nostro paese, in particolar modo quelle che sono le nuvolette, che sono quel prodotto lì, sono proprio tipiche di Randazzesi e sono fatte semplicemente con 3 ingredienti, ovvero farina o amido di grano, zucchero e uova. Poi ovviamente noi abbiamo tantissime nocciole che appartengono sempre al nostro istituto, quindi cerchiamo di sfruttarle. Abbiamo realizzato una torta di nocciole, anche questa fatta con soli 3 ingredienti. In questo caso sostituiamo la farina o l'amido di grano o la maizena per chi avesse problemi di intolleranze alimentari con una farina di nocciole. Quindi abbiamo tritato, ovviamente dopo averle sgusciate, le nocciole e poi amalgamate insieme a dello zucchero e delle uova. Se tutto questo è possibile perché ci sono dei professori che credono nei giovani e quindi un applauso a questi ragazzi, ai professori, e io simbolicamente vi do un premio perché siete meravigliosi, è una scuola virtuosa perché fate veramente tutto il processo dall'A alla Z e questa è una cosa meravigliosa. Un racconto è bello quando un racconto è completo e a Isola Verde vogliamo cercare di darvi quanta più completezza e compiutezza di racconto possibile e oggi aggiungiamo un altro tassello molto importante, ovvero una chiacchierata con l'assessore, con l'onorevole Giusy Savarino, che è assessore al territorio e all'ambiente. Onorevole, benvenuta a Isola Verde. Grazie. E lo facciamo in un luogo magico. Alle nostre spalle c'è proprio la spiaggia di Fungitedda dove c'è la foce del torrente Salso e si può anche intravedere la torre Salsa, un po' più lontana rispetto alla nostra postazione. Assessore, oggi finalmente in Sicilia si attivano delle politiche intelligenti, delle politiche proattive perché ci siamo resi conto che abbiamo un territorio che va assolutamente tutelato, prima di tutto. Grazie, noi stiamo lavorando molto per cercare di dare a queste riserve la possibilità non solo di tutelare un ambiente bellissimo e incontaminato come è questo, ma anche di renderlo fruibile rispetto a tanti giovani, a tanta gente che ha voglia di fare un turismo anche diverso e di conoscere il proprio territorio, quindi non solo aperti al turista ma anche accoglienti rispetto ai nostri giovani, alla nostra gente di Sicilia che deve imparare ad amare le bellezze naturali che abbiamo. È un piacere scambiare 2 chiacchiere anche con il direttore della riserva che è Alessandro Salemi. Alessandro, io vorrei cominciare intanto ringraziandoti per l'opportunità che ci dai oggi accogliendoci in questi 761 ettari di meraviglia, di paradiso, no? Sì, è uno scrigno di biodiversità unico, è uno dei sistemi costieri più integri della nostra Sicilia, soprattutto della Sicilia meridionale. Integri, completi e complessi, perché qui tra colline, spiagge, falesi, c'è veramente tutto. C'è un po' di tutto della nostra costa meridionale, tant'è vero che ci sono anche 2 geositi, uno di importanza internazionale che è il pantano di Torre Salsa e l'altro che si trova proprio alle nostre spalle. Che si trova alle nostre spalle, sì, la parte occidentale, e poi un sito regionale che è questo alle spalle, che è nato perché c'era un'estrazione di cave, qua c'erano delle cave e poi ci sono dei pinnacoli di gesso che sono molto particolari, quindi ci sono questi 2 geositi e ci ha lasciato comunque delle bellezze naturali non indifferenti, Scala dei Turchi, Capobianco, ma l'importanza è il sistema dunale che, ripeto, grazie alla tutela che c'è stato anche prima dell'istituzione della riserva, per la mancata accessibilità di questo posto abbiamo un sistema dunale che è fenomenale, sito di identificazione della caretta come tutta la costa agrigentina del resto, ed è uno dei motivi per cui è stato istituito questa riserva. Professor Guastella, vedo qua una tavola meravigliosa con tanti colori, con tanti prodotti tipici del territorio, ma soprattutto dell'istituto che tu rappresenti.
Buongiorno a tutti, oggi abbiamo preparato questa tavola promuovendo quello che è il datterino prodotto IGP di Pachino. Abbiamo preparato uno dei nostri piatti tipici tradizionali che è l'impanata che è lolli, che proprio viene fatta qua a Pachino durante le feste di Natale. Come viene fatto questo piatto? È un piatto abbastanza complesso e un piatto anche unico. Iniziamo preparando il sugo di maiale, quindi mettiamo in cottura la carne di maiale, salsiccia e pezzetti di maiale. Nel frattempo si prepara l'impasto della pasta che si chiamano lolli, poi viene fatto l'impasto dell'impanata, quindi dell'involucro che va a contenere il lolli, viene cotto il sugo, all'interno dell'impanata poi metteremo sia la pasta col sugo, sia la carne, sia dei broccoli che un po' di cipolla e andremo a chiudere quest'involucro, quest'impanata che è impastata col lievito, come vedete qua nell'esempio. Il tutto poi andrà in forno e verrà cotto. Questo era un piatto conviviale qua a Pachino e tutt'oggi ancora lo fanno. Non c'è Natale che i pachinesi non facciano l'impanata, oggi chiamata teglia, con il lolli. Era la cosa più bella, che questo è un piatto storico. La tradizione, la convivialità, il fatto che non c'erano tanti soldi, quindi questo era un piatto anche ricco, pur essendo un piatto unico c'era la carne, non tutti si potevano permettere la carne una volta. Quindi questo era un piatto proprio per festeggiare quello che era il Santo Natale. Qui lei fa parte dell'istituto alberghiero, qua abbiamo le ragazze, se ce le vuoi presentare. Daria e Anna. E il professore? E il professore Vincenzo Salpietro. Sono le mie compagne di classe con cui abbiamo fatto questo progetto, abbiamo presentato questi piatti che, come può vedere, sono tipici della nostra tradizione siciliana e della nostra terra. Questo è un hamburger fatto con un panino, scusa, fatto con la porchetta, salsa guacamole, pomodoro, patate e maionese, tutto fatto da noi. Poi abbiamo una caponata, appunto perché è una ricetta tradizionale della nostra terra, che di solito si fa con le melanzane. Però noi abbiamo voluto arricchirla con del pesce spada perché ci dava un po' più di gusto, un po' più di particolarità. E infine finiamo con una cheesecake con sopra salsa mango e come appunto ci sono i frutti tropicali. Ad accoglierci qui in riserva c'è l'avvocato Anna Bramo, che è direttore. Anna, buongiorno. Benvenuta a Isola Verde. Benvenuti a voi. Grazie intanto per averci accolto in questo luogo così bello, ma la Sicilia ci racconta in ogni puntata di Isola Verde, ma in ogni singolo giorno tante meraviglie. Riserva che è stata istituita, dicevo, nel 1998. E perché è stata istituita questa riserva, Anna? La riserva è stata istituita per tutelarne il particolare valore paesaggistico. Stupendo, aggiungo io. Basta guardarsi per capire perché. Poi tuteliamo anche quelli che sono gli endemismi e le peculiarità della riserva stessa. Anche perché io dicevo prima, è una riserva che si estende all'incirca per 11 ettari, quindi non grandissima, ma che contiene uno scrigno di biodiversità incredibile, sia dal punto di vista della flora che della fauna. È vero, perché pur essendo, come dici giustamente tu, di dimensioni ridotte rispetto a riserve che hanno estensioni molto maggiori, però abbiamo tanti endemismi sia dal punto di vista proprio di floristica, di piante, soprattutto nella zona A che è alle nostre spalle, perché l'isolotto rappresenta la zona A della riserva. Credo che una menzione particolare la meriti la Posidonia, anche la Pinna nobilis, perché tra l'altro sono degli indicatori molto importanti, Anna. Allora, devo dire che la nostra è una riserva terrestre, una riserva di costa, di costiera, ma una riserva terrestre. Però è chiaro che ci occupiamo anche della tutela dei fondali, dei nostri fondali, che tra l'altro sono riconosciuti come SIC, quindi come importanza a livello comunitario, dove quello che spicca è la Posidonia oceanica, perché appunto viene riconosciuta
come habitat prioritario. Siete molto bravi, tra l'altro negli anni siete stati bravi anche a creare una rete di collaborazioni molto virtuose. Anche oggi vi abbiamo raccontato un pezzo di Sicilia che merita di essere raccontato. Io ringrazio Anna Bramo, il direttore della riserva Isola Bella, per averci ospitato, e il racconto di Isola Verde continua e continua tra pochissimo. Eccoci qui anche oggi in compagnia dell'assessore regionale Salvatore Barbagallo. Assessore, in queste settimane abbiamo fatto una bellissima passeggiata tra i prodotti tipici, abbiamo capito come e quanto la regione ci tenga e come e quanto la regione sia vicina agli imprenditori, a chi crede in questa terra, ma i prodotti sono veramente infiniti in Sicilia. Guardi, io ho avuto modo di incontrare grani antichi piuttosto che fico d'India, abbiamo parlato tanto di olio, di vino dell'Etna. La Sicilia è veramente uno scrigno di prodotti che vanno prima di tutto, credo io, anche raccontati, no? Sì, l'amministrazione regionale assessorata all'agricoltura non abbandona nessun prodotto, sostiene tutti i comparti, ma anche comparti che sono minori rispetto alle produzioni, rispetto a quello che è il PIL che viene prodotto. Più piccoli, più contenuti, più diciamo. Piccoli, più contenuti, i grani per esempio, i grani antichi, la riscoperta dei grani antichi grazie anche alla ricerca, all'innovazione, ma anche il fico d'India, anche il miele per esempio. Ci sono diverse parti della Sicilia dove si produce un miele di qualità e noi sosteniamo anche l'apicoltura, soprattutto nei periodi in cui, come il 2024, c'è stato un momento di crisi dovuta anche alla siccità e quindi anche alla produzione di miele. Ma l'impegno dell'assessorato è per l'intero comparto agricolo, per tutti i comparti agricoli. Non vogliamo dare assistenza, ma vogliamo dare sviluppo attraverso il piano di sviluppo rurale e attraverso le risorse del bilancio regionale. Noi vogliamo fare sviluppare l'intera agricoltura siciliana, che rappresenta un comparto fondamentale per lo sviluppo dell'isola. Prontissima a raccontarvi oggi un'altra meravigliosa storia siciliana grazie a Isola Verde. Ci troviamo ai piedi dell'Etna perché oggi abbiamo un ospite importante. Voglio salutare il dottor Gaetano Aprile. Gaetano, benvenuto a Isola Verde. È già direttore dell'IRVO, Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, oggi è presidente del Consorzio Sicilia in Guscio. Consorzio che è nato un anno fa e che è nato per quale motivo, Gaetano? Nato per la volontà di alcuni produttori etnei e dei nebrodi. E poi a Nocciole, praticamente sull'Etna, abbiamo un aroma particolare che è dato chiaramente quelle che sono state le varie colate laviche, che hanno formato un terreno, diciamo, ricco di sostanze minerali. C'è stata una buona produzione. L'obiettivo è quello di riuscire ad avere un semi lavorato che possa essere chiaramente poi direttamente commercializzato. Ma chiaramente è una, diciamo, una cultura su cui stiamo investendo ed è molto importante perché tra l'altro permette di coltivare dei terreni che spesso vengono abbandonati, perché se non diamo una remunerazione giusta al produttore chiaramente si ha l'abbandono dei terreni. Quindi la cultura nocciosa secondo me c'è anche un aspetto sociale, perché attraverso la coltivazione si ha un aspetto paesaggistico del territorio ma anche una salvaguardia del territorio. È anche molto importante collaborare con le istituzioni, quindi con la Regione che ha immediatamente recepito le vostre esigenze. Già in quest'anno per fortuna di cose importanti ne sono state fatte. Sì, intanto dobbiamo dare un ringraziamento agli uffici. La procedura quando riguarda l'OP è stata molto rapida, abbiamo avuto il riconoscimento e chiaramente poi attraverso il PSR moltissime attività, diciamo, sono state finanziate, dove attraverso il PSR negli anni sono state fatte agriturismo, sono state fatte satelle, investimenti, nuovi impianti. Questo è quello che vi auguriamo, perché il lavoro che c'è alle spalle, credetemi, è un lavoro veramente grande, veramente importante, complesso, ma assolutamente efficace. Gaetano, io la ringrazio. La ringrazio per l'ospitalità, per il racconto e soprattutto, voi lo sapete, io amo raccontarvi questo, perché la Sicilia è fatta da uomini, donne di buona volontà che in questa terra ci credono e che capiscono quali sono le prospettive e che quindi riescono a consorziarsi in questo caso, a unirsi e ad affrontare insieme le difficoltà.
Con Isola Verde arriviamo a Partinico, all'oleificio Fratelli Bacchi. Qui tradizione e innovazione si sposano alla perfezione e da 3 generazioni la famiglia Bacchi regala a tutto il mondo un olio assolutamente magnifico e straordinario. Pensate che proprio qui sulle colline di Partinico abbiamo delle cultivar molto particolari. Oggi vi parleremo di Cerasuola, ma vi parleremo anche del DOP Val di Mazzara e soprattutto vi parleremo di un frantoio che davvero dà una grande opportunità a tutti i produttori di questa zona. Il racconto di Isola Verde è appena cominciato. La nostra è un'azienda familiare, siamo arrivati alla 3ª generazione, una decina di anni fa abbiamo fatto questo investimento su questo nuovo stabilimento con fondi dell'Unione Europea, insomma negli anni abbiamo sempre più ampliato ed innovato i macchinari. Oggi abbiamo 3 linee produttive, abbiamo dei macchinari tecnologicamente avanzati che ci permettono di ottenere insomma, un prodotto di alta qualità. E io poi so che qui producete un olio molto particolare che è un blend tra diverse cultivar, che è il DOP Val di Mazzara. Assolutamente sì, qua siamo al centro del territorio della DOP Val di Mazzara, quindi è un olio che viene ottenuto da un blend di diverse varietà, fra cui la Cerasuola, una Cellara dal Belice e la Biancolilla, che è un olio molto apprezzato soprattutto anche nei mercati esteri e che negli ultimi anni ha avuto sempre più un incremento insomma, di riconoscibilità e anche diversi premi insomma, a livello internazionale nei concorsi oleari. Perché gli oli siciliani sono premiati ormai, lo possiamo dire con un pizzico di orgoglio, anzi con più di un pizzico di orgoglio, e sono apprezzati a livello nazionale ma anche internazionale. La storia della famiglia Lucido si ingrandisce perché arriva Casa Lucido. E Casa Lucido è praticamente, Roberta, raccontamelo tu, il frutto di un sogno, no? Il sogno di continuare a portare sulle tavole dei siciliani, degli italiani, ma in giro per il mondo, le nostre vecchie conserve. Esatto, sì. Sì, grazie a un finanziamento della regione PSR Sicilia abbiamo avuto l'opportunità di ingrandire l'azienda e far nascere quello che oggi è il nostro laboratorio di produzione di conserve e sottoli e la nostra fungaia. Ma che meraviglia! Allora io vi dico immediatamente che c'è anche un orto, ovviamente non è questo il periodo stagionale per poter parlare o per poter vedere le melanzane, però i funghi sì, perché i funghi, mi raccontava prima Roberta, diciamo da ottobre a maggio crescono rigogliosi in questa fungaia. Qualche giorno fa mi raccontava che era stracolma di funghi, ma devo dirvi che anche oggi, guardate qua che meraviglia, guardate qui che cosa c'è. Questi funghi, pensate, una volta raccolti, tra l'altro tuo marito è micologo, una volta raccolti vengono semplicemente sbollentati e trattati con l'aceto, mi dicevi, sì. E poi si procede direttamente al processo di conserva, sì. Quindi ottimo olio d'oliva, esatto. Si mette il fungo e siamo felici tutti per tutta la vita? Esatto, sì. Però io ho una curiosità, il fungo è questo e questo è mio, e questo è mio, diciamo. E allora direttamente dalla fungaia di Casa Lucido con questo fungo che ormai è il mio, vi portiamo a vedere le conserve. Esattamente come nelle case delle nostre nonne, questa è Casa Lucido ed è bellissimo, Roberta, perché qui i prodotti arrivano direttamente dall'orto e manualmente, attenzione, questa cosa va sottolineata, diventano sottolio, diventano patè. Questo è un processo virtuoso vero, un chilometro zero vero, perché se pensate che la fungaia praticamente è a un paio di metri da noi, l'orto a un altro paio di metri e tutto viene fatto con l'olio che insiste sui 10 ettari attorno a noi, capite come quanto questa veramente sia casa. E Turuzzu, la storia di Turuzzu che vi ho appena raccontato è qui, benvenuto a Isola Verde, Salvatore Turuzzu Blandi. Senti, è un birrificio artigianale che produce una birra che è pluripremiata, con premi importanti, con premi anche dati da testate giornalistiche di settore. Possiamo dire assolutamente che oggi siete il più grande birrificio siciliano? Come grandezza, diciamo, dal punto di vista di quantitativo di produzione no, ma dal punto
punto di vista dell'interpretazione della birra siciliana, assolutamente sì, devo dire che molte nostre birre nascono dai prodotti, dalla caratterizzazione dei malti siciliani, dai profumi e dalla terra siciliana. Questa è la cosa più importante e lo scopo che noi abbiamo come birrificio. Tra l'altro ci tengo a dirvi che l'obiettivo che mi raccontava prima Turuzzo è quello di chiudere una filiera virtuosa al 100% che già è a chilometro zero, ma che da qui a qualche anno potrebbe veramente avere un prodotto esclusivamente siciliano. Esattamente, abbiamo per questo nel PSR dell'ultimo 14-2022 abbiamo fatto insieme all'Università di Catania, ad altri birrifici, ad altre aziende agricole, all'ESA, al CREA, una sperimentazione, si chiama Innomalto, cioè innovazione del malto, sulla qualità e sulla possibilità di sviluppare una filiera siciliana del malto, che i malti che si producono in Sicilia sono di estrema qualità. Eccoci qui, Isola Verde arriva in un altro angolo di natura formidabile della Sicilia e proprio qui sull'affaccio del fiume incontriamo la direttrice. Direttrice, buongiorno, benvenuta a Isola Verde. La direttrice è Maria Carolina Di Maio e con lei adesso vi porteremo a fare un viaggio televisivo, ma poi l'invito è sempre lo stesso e veniteci in prima persona all'interno di questa riserva, direttrice, che è riserva davvero da tanti anni e che ha tantissime biodiversità in uno spazio più o meno piccolo, perché non è una riserva grandissima, si trova veramente tanto. Sì, questa è una piccolissima riserva rispetto ad altre che gestiamo, come la riserva Pino d'Aleppo, però è un concentrato di habitat e biodiversità. Per quanto riguarda gli habitat che sono presenti in questa riserva, si va dall'habitat ripariale, quindi lungo il fiume, si possono vedere le specie animali che vivono lungo il fiume, le specie vegetali, e poi abbiamo le dune che caratterizzano questa riserva. Sono delle dune molto particolari, molto belle, sono consolidate e è presente una vegetazione che le ricopre di notevole interesse scientifico. Qui degli arbusti, di solito sono degli arbusti come il lentisco, il ginepro, sono diventati veramente una foresta perché sono molto antichi. Avete un bellissimo centro visita che è anche occasione per fare attività didattiche con i ragazzi, con i giovani. Ecco, il vostro personale è assolutamente disponibile. Noi abbiamo visto tanto, anche i centrovisite in questo caso svolgono un ruolo didattico molto importante e divulgativo. Certo, è importantissimo perché è un modo per avvicinare le persone a quello che è la riserva. La riserva non è soltanto un luogo dove viene ingessata la situazione, la vegetazione, i luoghi, ma è un posto dove si fa ricerca, dove si fa didattica. Direttrice, grazie infinite per la sua disponibilità, per averci aperto le porte naturali di questo luogo così bello. L'invito è sempre lo stesso, noi questi luoghi ve li raccontiamo, ma il vero grande piacere per voi deve essere quello di venire a viverli in prima persona. Il racconto di Isola Verde anche oggi continua. Oggi abbiamo Vincenzo, che è il nostro ragazzo, che sta preparando per noi l'ambriulata. Noi parliamo sempre, ragazzi, di formazione, ma soprattutto, prima di ogni cosa, del nostro territorio, perché è giusto che chi nasce in Sicilia e fa il cuoco, come sia il mestiere, conosca bene le loro radici e il territorio. Oggi parliamo di una ricetta molto tipica che veramente sa di casa, l'ambriulata, che viene fatta veramente con prodotti del territorio, perché possiamo guardare su questa tavola, abbiamo il nostro territorio, abbiamo l'olio appena raccolto, abbiamo il formaggio pecorino che viene dai nostri pascoli ovini, che la Sicilia è piena di pascoli ovini, abbiamo i nostri olive nere dette passiluna, olive nere, e abbiamo la carne di maiale trita. E la cipolla. In questo caso abbiamo usato una cipolla che abbraccia tutto il territorio dell'Agrigentino, una cipolla paglina di Racalmuto, che è autoctona di questo territorio, e quindi ce l'abbiamo qua in presenza. Allora, praticamente questa ricetta viene fatta in maniera tradizionale, ci stiamo usando proprio il legno per dare la caratteristica della tradizione e del nostro territorio e delle nostre utensili storici che ci hanno permesso di tramandarla di generazione in generazione. Perfetto. Abbiamo preso questo panetto d'impasto di circa una porzione 130 grammi, l'abbiamo spianato con il mattarello, o anche si può spianare a mano a casa. Adesso l'ha riempita e la sta attorcigliando. Sì, in maniera tale che da creare ora una spirale
girandola su se stessa, e questa è la tecnica, diciamo, per realizzare queste imbignolate. E questa, dimmi la verità, ogni famiglia lo fa in maniera diversa. Sì, poi la manualità cambia di famiglia in famiglia, magari chi si trova a casa l'origano mette l'origano, chi vuole magari mette il pepe, diverse oli di contrada in contrada cambiano, e quindi la Sicilia, diciamo, che è piena di queste cose, perché ogni paese cambia, diciamo, appunto la propria ricetta. Certo, grazie. Allora, professoressa Fiscella, che cosa stanno preparando loro? Ma voi sta facendo a picciotta, chi burraine e ugottao, e tienio che poi avesse fatto i maccarroni con il sugo di porco di incia. Quindi lei ci deve fare, caro chef, ci deve fare la traduzione. Sì. La picciotta è un classico piatto nicosiano a base di borragine o altre verdure del campo, con un soffritto di guanciale, aglio, peperoncino, e la famosa picciotta che è fatta di fave, cicerchi e legumi in genere, accompagnato con del pane tostato, poi magari con un buon bicchiere di vino. Quello non deve mai mancare. Grazie, chef Novodrico. E invece qua cosa stiamo facendo? Stanno passando i maccarroni con il gionco che hanno portuso di incia, che poi si fanno con il sugo di porco di incia sempre. Quindi sono i maccheroni, una tradizione antica dei nonni. Io questo l'ho imparato da mia nonna, e quindi con il giunco, perché il giunco è proprio un materiale che troviamo negli stagni, e quindi è anche che non tanto si rompe, e quindi si fa il buco dentro la pasta. Sono con lo chef Lillo De Fraia, ma perché questo chef che è cavaliere, ufficiale, c'ha record su record, ma il record a casa forse non tutti lo sanno, ci diciamo qual è? Allora, io ho 6 record, tra cui l'ultimo è quello del cannolo, che ho fatto a Caltanissetta, e praticamente abbiamo anche la traccia, visto la leggenda, abbiamo trovato anche le tracce di positività, a partire da questo grano. Questo è il Maiorcone, quindi è un ibrido della Maiorca, un investante che in realtà c'è sempre stato, solo che è stato raccolto a toto perché il mulino compra spighe. Per cui adesso l'abbiamo selezionato, e la farina per fare i cosi duci, anticamente, l'ho trovato nel ricettario di queste monache, era quello per fare i cannoli. Quindi è la farina di Maiorca per fare i cosi duci. Però qui mi sembra che abbiamo un dolce che ha una dedica un po' particolare. Io praticamente l'ho dedicato ai minatori e ai carus, che non hanno avuto la fortuna di vivere in questo mondo, almeno l'hanno vissuto per pochissimo tempo. Però la fatica, perché i zolfatai andando giù non sapevano se ritornavano, e tanti non ritornavano, poveretti. Allora io ho fatto questa colata che poi è il giallo, che è l'agre anche dello zolfo. Diciamo poi c'è questo sorbettato che alla fine lascia la bocca, perché c'è un coagulante, lascia la bocca pulita, la soddisfazione di aver fatto la giornata salendo, farsi il segno della croce davanti, diciamo, alla bocca della miniera, perché hanno portato qualcosa, un po' di pane per la famiglia. Questa è la cosa importante, con tanta fatica e con tanto pericolo. Questo le fa onore perché insomma il ricordo ci deve essere sempre, deve essere vivo. Eccoci all'ingresso del centro visite, dove vi presento immediatamente la direttrice della riserva. Buongiorno direttrice. Benvenuto. Ma grazie, benvenuta a lei a Isola Verde. Lei è Silvana Piacentino, direttrice della riserva naturale orientata Trapani Paceco, ed è un po', direttrice, diciamolo immediatamente, pezzo di vita importante. Sì, premesso che in questo territorio c'è sempre stata la presenza della salicoltura, e già al momento dell'istituzione della riserva le saline erano produttive e hanno
continuato ad esserlo, perché questo è uno di quegli esempi effettivamente del connubio della tutela di specie vegetali e animali con la tutela al tempo stesso di un'attività produttiva economica che è la salicoltura, grazie al fatto che qui ci sono le saline dove continuamente c'è acqua e quindi queste vasche rappresentano un luogo di sosta e di alimentazione per migliaia di uccelli migratori e anche il luogo dove si sviluppano tantissime piante, tra cui per esempio la regina di questo territorio è la salicornia. Direttrice, io la ringrazio Io ringrazio per l'ospitalità, voi e per siete sempre racconto. benvenuti. Grazie veramente alla direttrice che oggi ci ha aperto le porte delle saline di Trapani e Paceco, e il racconto di Isola Verde come sempre continua. Giustamente tu hai parlato di tradizione di un territorio che ha tantissime cose. Io qua vedo una cipolla che chiaramente questo non è il periodo perché ha iniziato a ricacciare, ma questa è tipica del territorio. Assolutamente sì, stiamo giocando in casa perché questa la cipolla rossa di Partanna, una cipolla prettamente estiva, è una cipolla dolce, ricca di acqua, quindi tende a conservarsi per il breve periodo. Noi tant'è che abbiamo cercato di mettere Diciamo agli amici a casa, scusa se ti interrompo, perché quando è ricca di acqua vuol dire che inizia ad avere una parte umida, questa parte umida si deteriora rapidamente. Molto più facilmente rispetto alle altre cipolle. Però la caratteristica di questa cipolla è che è una cipolla molto grossa, oltre ad essere buona fa anche bene perché contiene una sostanza antiossidante che si chiama quercitina, che è una tra gli antiossidanti più potenti che conosciamo in natura, assieme a tanti altri ovviamente. Quindi la cosa giusta che questa è una medicina. Assolutamente. E di conseguenza ne dobbiamo fare uso ed abuso. Assolutamente. Quindi sì. Cari ragazzi, la cipolla vi piace? Cipolla e aglio. Ti piace? Certo, E ne mangi tanta? abbastanza. Brava. Che ricette ci facciamo? Allora, noi con questa cipolla abbiamo pensato di fare un antipasto gourmet, quindi un crostone di pane nero di Castelvetrano. Qui abbiamo il pane nero di Castelvetrano che ha la caratteristica di essere fatto con pane molito a pietra integrale di farina di tumminia, quindi grano tumminia, un grano antico. Adagiato su questo crostone di pane leggermente tostato, appunto della cipolla rossa di Partanna che abbiamo caramellato antecedentemente e resa un po' più rossa con l'ausilio del vino, quindi non coloranti ma semplicemente i tannini presenti nel vino rosso per per ravvivare un attimo il colore. Dopodiché andiamo a appoggiare una polpetta di carne, la classica polpetta della nonna fatta con l'aglio, col pecorino, col pangrattato, insomma proprio prodotti tipici del nostro territorio che ricordano in qualche modo anche i sapori della nostra tradizione, della nostra infanzia anche. In ultimo sopra la polpetta andiamo a mettere una colata di Vaste del Belice, questo formaggio eccezionale, quest'unico mondiale, non esiste in nessuna parte del mondo una mozzarella di pecora a pasta filata, quindi dobbiamo essere orgogliosi di poterla presentare, orgogliosi di avere anche questo prodotto di così tale importanza. Chef Di Cara, che cosa abbiamo preparato? E allora, siamo appunto TED Formazione, a Scuola dei Mestieri, siamo qui nel territorio di Misilmeri, rappresentiamo quello che è l'eccellenza oggi dell'enogastronomia del territorio, quindi il cachi di Misilmeri. Con i nostri ragazzi ogni giorno siamo alla scoperta sempre dell'innovazione e di quella che è la valorizzazione di questo prodotto, ma non solo di questo, ma di tutto quello che sono le eccellenze del territorio. Oggi abbiamo preparato con i nostri allievi un risotto a nero di seppia, abbiamo sposato l'idea del mare con la terra, una riduzione di cachi, un cornflakes di cachi, un crumble di pomodori secchi e abbiamo mantecato il nostro risotto con un formaggio del territorio che si chiama tenero belmontese. Da quella parte invece abbiamo un filetto in crosta di castagne, visto il periodo autunnale, abbiamo fatto appunto una riduzione sempre del nostro cachi, un caco disidratato e abbiamo aggiunto un cappuccino alla cannella.
Anche oggi incontriamo l'assessore regionale Salvatore Barbagallo, e con il quale in realtà ci eravamo già incontrati qualche tempo fa, perché con Isola Verde vi abbiamo raccontato un grande evento per la nostra isola, ovvero il G7 a Ortigia. E possiamo pensare, assessore, che quello sia stato una sorta di aperitivo, fatemi passare questo termine, di quanto di magnifico accadrà nel 2025 con Sicilia regione gastronomica? La Sicilia è stata insignita dell'ambito riconoscimento quale regione della gastronomia appunto per l'anno 2025. È la prima regione italiana che ha avuto questo ambito riconoscimento. C'è stata una selezione molto severa, rigorosa. La giuria è stata parecchi giorni in Sicilia, certo, e ha valutato tutti i nostri prodotti. Dobbiamo approfittare di questi eventi per cercare di far crescere nel suo complesso la Sicilia, non solo i prodotti di eccellenza enogastronomici. Noi siamo convinti che la Sicilia, i siciliani non si lasceranno scappare questa grande occasione, che, come diceva giustamente l'assessore, è un'occasione importante dal punto di vista sostanziale per quello che significa, ma anche per l'indotto che può creare attorno a tutto ciò che arriverà in Sicilia e che metterà la Sicilia al centro di un'attenzione globale della quale i nostri imprenditori hanno assolutamente bisogno. Grandi eventi siciliani, ma anche i grandi eventi che arrivano in Sicilia. In questo caso oggi a Isola Verde parliamo del G7, questa grande occasione per tutta Italia ma per tutta la Sicilia. Qui a Siracusa, all'interno della meravigliosa isola di Ortigia, il G7 e i rappresentanti del G7 si riuniscono, e in questi giorni una grande occasione voluta dal Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità Alimentare per tutti i prodotti tipici anche della nostra terra. E allora comincia da qui il racconto di oggi speciale G7 di Isola Verde. Questa giornata così bella, così particolare, così coinvolgente, qui a Ortigia non potevano mancare le degustazioni. Siamo in compagnia del professore Giovanni Occhipinti, e che proprio da poco ha terminato uno show cooking con i giovani, con i ragazzi, e perché oggi è molto bella questa unione. Avete portato i ragazzi del vostro istituto e con loro avete preparato un piatto solo con le eccellenze siciliane. Approfitto nel dire che noi siamo l'Istituto Superiore Archimede di Rosolini, che ha diversi indirizzi, tra cui anche l'Istituto Alberghiero. I ragazzi su questi eventi riescono a motivarsi, a dare il massimo di loro. A noi piace trasmettere le tradizioni ma anche le innovazioni, e l'insieme delle due cose secondo me sono vincenti. Io ho visto in padella tutti i prodotti GP, DOP, tutti siciliani, e anche una meravigliosissima tonda iblea durante la cottura e anche alla fine. E anche alla fine, perché la tonda iblea in particolare è un olio che si presta molto anche durante la cottura, perché ha un punto fumo molto alto, e quindi il problema della tossina della croilina, arriviamo a temperature alte, in teoria potremmo anche friggere con la tonda iblea. Quindi è un piatto sano, quindi lo possiamo utilizzare per soffriggere, lo possiamo utilizzare per cuocere, ma non deve mancare sicuramente alla fine, perché rilascia quegli aromi particolari che è un tipo di oliva che cresce a 600 metri dal livello del mare, e quindi dà delle note aromatiche preziose. Che sono agrumi, richiamano la Sicilia, il pomodoro verde, l'erba tagliata e così via. Avete preparato poi una caponata di lampuga, da quello che ho capito. Una caponata rivisitata, pensando come poteva essere la ricetta dell'Ottocento, che doveva esserci il capone. Il capone in Sicilia non è altro che la lampuga, il capone è il pesce più grande che entra nel Mediterraneo per deporre le uova e poi magari rimane. Senti, io ho visto la cipolla di Giarratana, la carota IGP di Ispica, esatto. Forse non ho visto le melanzane. Non ci sono le melanzane perché è un piatto rivisitato, quindi c'è la storia che si racconta, a parte non sappiamo se è leggenda, che una volta gli aristocratici mangiavano questo piatto con la lambuca, invece oggi i poveri hanno cambiato questo piatto mettendo la melanzana. Ho visto anche il pane. E il pane per completare, perché il pane è un simbolo religioso, un simbolo culturale, un simbolo
evocativo per tutto, è la nostra fortemente evocativo per la nostra è la terra. base ovviamente della dieta mediterranea. Giovanni, grazie infinite, in bocca al lupo, abbraccia i tuoi ragazzi fantastici e la puntata di oggi di Isola Verde ovviamente continua.